L'accordo con i Golil e l'acquisto del debito storico che originava ancora da Escapita è un passo molto importante che finalmente consente l'avvio di un tavolo concreto con il Comune di Venezia innanzitutto e con le istituzioni comunali, regionali e nazionali naturalmente per creare le condizioni per un'opera che sia un restauro di un palazzo storico di grande valore per il nostro paese, nonché anche un contributo per quella valorizzazione del Lido e di Venezia che è certamente rilevante. Meno di un mese fa il CEO di Coima Manfredi Catella aveva parlato così ai nostri microfoni. Era il 23 giugno scorso. Ora l'inchiesta di Milano, che coinvolge lo sviluppo urbanistico della città di Milano e ha portato la Procura Lombarda a chiedere l'arresto di 6 persone, tra le quali anche il CEO di Coima, a Venezia e al Lido creano una forte preoccupazione che la vicenda, che vede indagato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, possa complicare non poco anche il recupero del Deben al Lido di Venezia, un progetto atteso da 16 anni e annunciato con un investimento da 200 milioni di euro, così il presidente della municipalità del Lido, Emilio Guberti. È indubbio che l'inchiesta giudiziaria che è in corso a Milano per presunti illeciti urbanistici e che vede coinvolti i vertici del comune e non solo, preoccupa anche qui a Venezia e al Lido in particolare, non fosse altro per il fatto che è coinvolto anche il costruttore Manfredi Catella, presidente della Coima, che da poco aveva annunciato proprio un'operazione di recupero dello storico Hotel de Ben. L'avvocato Francesco Mario Delia, dal canto suo portavoce del Cook del Lido, al De Ben ha anche recitato nel celebre film Morte a Venezia di Luchino Visconti. La notizia che l'albergo riattiva a breve non potrà trovare invece attuazione. Dobbiamo aspettare ancora mesi ed anni prima che l'albergo De Ben, il famoso albergo De Ben del Lido di Venezia, riapra. È un'offesa ai viventi e alla città di Venezia.